Avanti, come ogni mercoledì in questo spazio che è dedicato alla nostra salute. Diamo il buongiorno a una vecchia conoscenza di Radio Padania, il dottor Andrea Basile, che diciamo, oltre ad essere un oculista di fama mondiale forse no, ma di fama italiana, diciamo, e anche fai sorridere. Un caro saluto a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie per il vecchio. Ecco, grazie per il vecchio, ma vecchio non di anagrafe, vecchio di frequentazioni leghiste. Benissimo, allora, benissimo. Abbiamo il piacere appunto di parlare con il dottor Basile, oculista, e chi volesse fargli domande preparatele, chiamatelo 02 6620 3529. Bene, cominciamo. Allora, ho ricevuto subito una mail da una persona che mi dice io avrei la retinopatia diabetica, può darmi qualche consiglio il dottore? Siamo di fronte effettivamente a una patologia molto importante che è una tipica complicazione del diabete. Bisogna capire a quale livello è questa retinopatia diabetica, perché si distinguono evidentemente vari stadi e a seconda dell'interessamento appunto retinico ci sono diverse terapie da effettuare. Normalmente una retinopatia background di grado lieve viene semplicemente tenuta sotto stretta osservazione, perché nel caso si creino delle aree ischemiche, questo può portare alla formazione di neovasi, e questo è il pericolo effettivamente della retinopatia diabetica, con quindi la possibilità di avere delle lesioni chiaramente retiniche progressive che evidentemente non controllate possono portare alla cecità. Noi abbiamo diversi presidi evidentemente per intervenire a seconda appunto dello stadio in cui si trova questa retinopatia. Il primo presidio fondamentale è il perfetto controllo evidentemente glicemico della patologia, e quindi un controllo perfetto del profilo glicemico e una riduzione dell'emoglobina glicosilata. Ecco, benissimo. Ma allora parliamo delle nuove frontiere dell'oculistica. C'è qualche novità all'orizzonte oppure diciamo... Allora, io sento parlare molto di maculopatia senile, è un disastro. Con l'aumento dell'età, grazie a Dio, ma purtroppo ci troviamo di fronte a questo fenomeno. C'è qualche novità? Ecco, assolutamente, tu tocchi un punto molto importante, perché la degenerazione maculare senile è diventata la prima causa di cecità legale nel mondo occidentale, e la sua incidenza sta progressivamente aumentando, ed è una patologia per la quale bisogna essere molto chiari, non abbiamo grandi armi. Bisogna distinguere evidentemente quella che è una degenerazione maculare senile secca, e cioè atrofiche. Io sinceramente vi devo dire che siamo rimasti come stato dell'arte a 20 anni fa. Non vedo queste grandi, pur con grandi novità, diciamo, con grandi ricerche effettuate, non possiamo dire che abbiamo tra le mani la soluzione, o perlomeno anche una parvenza di soluzione. Tuttora per la degenerazione maculare senile secca il trattamento è basato sull'utilizzo di nutraceutici e di sostanze in genere a base chiaramente di vitamine, dove possiamo spaziare dalla vitamina B2, B6, B12 e l'acido folico per il controllo chiaramente dell'omocistinemia, che si è visto è praticamente aumentata anche nei casi di degenerazione maculare senile, soprattutto quelle ingravescenti.
alla somministrazione di sostanze soprattutto antiossidanti, e quindi evidentemente pensiamo alla vitamina E, chiaramente alla vitamina A e diciamo utilizzo di carotenoidi, che sono la famosa luteina, zeaxantina e mesozeaxantina, che sono i pigmenti che sono presenti soprattutto appunto nella regione maculare. Però non andiamo oltre questo. E anche gli ultimi studi, lo studio ARES, fatto effettivamente su un numero molto elevato di pazienti, ha potuto prospettare un certo miglioramento evidente, o perlomeno un ritardo della comparsa della malattia somministrando queste sostanze. Evidentemente a fianco di questo è fondamentale uno stile di vita molto sano, e quindi fondamentale l'alimentazione, e fondamentale non avere evidentemente eccessivo consumo, per esempio, di fumo. Però devo dirti che non abbiamo grandi sinceramente novità, se non secondo me una certa applicazione della cosiddetta medicina fisiologica di regolazione, che è un pochettino un'evoluzione della vecchia omeopatia, ma questo implica un discorso molto lungo. Invece per la forma umida, e cioè quella neovascolare, che rappresenta circa il 15% del totale dei casi, abbiamo per fortuna la possibilità di utilizzare dei farmaci, che sono i farmaci cosiddetti anti-VEGF. Il VEGF è quel neuropeptide, che è quella peptide che permette effettivamente la formazione di nuovi vasi, e grazie a queste iniezioni si riesce a ridurre la produzione di questi neovasi con nuove molecole scusate, con nuove molecole che vengono sempre più utilizzate con la effettuazione di un'iniezione intravitreale. In genere sono 3 iniezioni e poi si valuta da caso a caso, si cerca appunto di controllare la neovascolarizzazione, cioè la produzione di questi neovasi, che può portare poi, per rottura degli stessi, per emorragie e così via, a perdita effettivamente della visione. Quindi in questo campo abbiamo avuto negli ultimi anni abbiamo avuto un grande sviluppo, non però purtroppo per la degenerazione maculare secca. Ecco, ma fino a che punto si può sperare di fermare, diciamo, questa evoluzione? Cioè, mi spiego, una persona di 90 anni cosa può sperare? Ecco, secondo me, e dipende appunto come al solito qual è lo stadio, ci sono 4 stadi, evidentemente se arriviamo allo stadio di atrofia geografica, cioè di perdita totale delle cellule fotorecettrici effettivamente a livello centrale della macula, purtroppo questo porta alla perdita della fissazione, quindi all'incapacità a leggere, alla perdita della discriminazione dei colori, mentre si mantiene una capacità di campo visivo, per cui una persona non è completamente cieca, ma indubbiamente perde gran parte della sua funzionalità visiva. Per questo sinceramente abbiamo solo delle possibilità di tipo riabilitativo legata all'utilizzo di strumenti ottici molto sofisticati, che però io penso in una persona di 90 anni non sia facile effettivamente, di facile applicazione, proprio perché è un po' difficile. Bacchette magiche non ci sono ancora. Allora, no, sinceramente no. Bisogna essere chiari, siamo rimasti un po' indietro, però noi possiamo fare tantissimo per la prevenzione. Ecco. Dobbiamo sapere questa cosa, e quindi tu fai tante trasmissioni, le sento, sulla per esempio correttezza sulla corretta alimentazione, e questo è un presidio assolutamente imprescindibile effettivamente per tentare di prevenire, di modificare anche da un punto di vista epigenetico i geni che sono particolarmente predisposti a creare evidentemente questo tipo di malattia. Poi secondo me una grande importanza hanno l'utilizzo dei nutraceutici che abbiamo detto, vitamine e tutto il resto, ma soprattutto, come ti dicevo, della medicina fisiologica e regolazione, cioè di particolari sostanze di derivazione omeopatica che tendono a depurare e a eliminare effettivamente le tossine dall'organismo e quindi anche dalla retina.
e un'attenzione evidentemente appunto al fumo e una corretta protezione